Robert Capa, la realtà di fronte, è il titolo della grande retrospettiva aperta a Villa Manin di Passariano fino al prossimo 19 gennaio, unico evento europeo per i 100 anni dalla nascita di quello che è considerato uno dei più grandi fotoreporter del mondo. Un percorso che, con la collaborazione dell'agenzia Magnum di Parigi e del Centro Internazionale di Fotografia di New York, approfondisce anche l'aspetto poco noto di un Capa cineasta e fotografo di scena. Voluta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, organizzata dall'azienda speciale Villa Manin, la mostra attraversa tutte le principali esperienze di vita e di lavoro di Capa. Un cammino che inizia nella Parigi degli anni 30, quando lui è ancora Endre Friedman, ungherese spiantato e sfrontato, che sbarca il lunario facendo foto, e con l'incontro con Gerda Pooril, giovane ebrea polacca, fuggita dalla Germania e dal nazismo in ascesa. Lei a tavolino crea per loro un nuovo nome e un nuovo destino. Endre diventa Robert Capa, famoso quanto fantomatico reporter americano. Lei Gerda Taro. Insieme sono in Spagna, inviati sul fronte della guerra civile. Gerda non ha ancora compiuto 27 anni quando, sulla strada di ritorno dalla battaglia di Brunete, dove aveva realizzato il suo più importante reportage, muore schiacciata dai cingoli di un carro armato. Un sodalizio di vita e di lavoro si spezza per sempre. Capa continua. Va a documentare un'altra guerra, quella fra Cina e Giappone, poi il secondo conflitto mondiale e il D-Day dello sbarco in Normandia. In prima linea. Se le tue foto non sono abbastanza buone, dirà, vuol dire che non sei abbastanza vicino. E poi la Russia del secondo dopoguerra, la nascita dello Stato di Israele, il conflitto in Indocina. Un panorama completo che a Villa Manin si arricchisce e approfondisce con un calendario di incontri con studiosi, fotografi e registi. Vera sorpresa della mostra, la sezione di fotografie dedicate al mondo del cinema, che appassionò Capa fin dal 1936, quando gira alcune sequenze per Spagna 36, che sarà prodotto da Luis Buñuel. Ma è l'incontro e la storia d'amore con Ingrid Bergman, a Parigi nel giugno del 1945, ad avvicinarlo di più al mondo del cinema. Nel 1946 realizza alcuni scatti sul set di Notorious di Alfred Hitchcock e nel 1948 è fotografo di scena del film Arco di Trionfo. Arriva in Italia sul set di Riso Amaro del 1950, quando in Israele realizza il documentario The Journey, il viaggio dedicato ai sopravvissuti della Shoah, filmato di 26 minuti che sarà integralmente proiettato in mostra. E poi ancora cinema con La carrozza d'oro di Jean Renoir, e Moulin Rouge diretto dall'amico John Huston, e ancora Il tesoro dell'Africa con Humphrey Bogart, e La contessa scalza con Ava Gardner. La collaborazione con Hollywood coincide con la fine della guerra e con la nascita, nel 1947, dell'agenzia fotografica Magnum, che Capa fonda con Henri Cartier-Bresson. Se le tue foto, continuerà a dire, non sono abbastanza buone, vuol dire che non sei abbastanza vicino. È il 25 maggio del 1954, quando in Indocina, inviato di Life, mentre segue le truppe francesi, muore ucciso dallo scoppio di una mina. La mostra, giorno di riposo il lunedì, resterà aperta da martedì a venerdì con orario 10, 13, 15, 18, mentre sabato, domenica e nelle giornate festive ci sarà la possibilità di visitarla dalle 10 alle 19.